Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Un incendio distrugge 3 mezzi di un'azienda di autonoleggio a Pachino, nel Siracusano. Per gli investigatori si tratterebbe di un'intimidazione. Attivisti del movimento No MUOS segnalano un pericoloso smottamento vicino alla base americana a Niscemi, chieste verifiche tecniche sulla stabilità dell'area. Continuano i sopralluoghi a Ragalna, colpita da una forte scossa nei giorni scorsi. Non sarà necessario demolire il campanile della chiesa della Madonna del Carmelo. L'ultima baracca del terremoto di Messina del 1908 sarà restaurata, diventerà memoria storica del sisma. Calcio, i rosanero vincono 1-0 a Carrara e si avvicinano alla zona promozione diretta. A decidere il match il solito Poyampalo. Serie C, il Crotone travolge il Trapani 4-1 al Provinciale con una difesa granata sbadata e con il pensiero al verdetto della giustizia sportiva. Il Siracusa vince 2-1 e rimonta sul Giuliano e spera ancora nella salvezza. Catania in campo questa sera alle 20:30 al Massimino contro la Casertana. Difficoltà in attacco per Mimmo Toscano dopo l'infortunio di Rolfini. L'obiettivo è riscattare subito la sconfitta con il Benevento. C'è stato un rogo in un'azienda di noleggio mezzi a Pachino, in provincia di Siracusa. Per gli investigatori potrebbe trattarsi di un'intimidazione, ma al momento non si esclude nessuna pista. Sentiamo Francesco Aloi. Si vedono i sacrifici fatti negli anni da mio marito e del suo socio Michael, e quindi certo fa male. Anche l'odore acre che in questo momento si respira è brutto, proprio è brutta, una sensazione bruttissima. Sono le 22 quando qui partono le prime fiamme. Un incendio distrugge questi 3 mezzi, le uniche piattaforme aeree della Victory Servizi alle porte di Pachino nel Siracusano. I malviventi sarebbero arrivati dal retro. Sono venuti da dietro, dove appunto non ci sono telecamere. Non potrebbe mai scattare l'allarme venendo appunto dalla campagna. Nonostante questo, però, le telecamere potrebbero avere ripreso chi ha fatto tutto ciò. Il liquido infiammabile, probabilmente benzina, lanciato da quel muro, poi le fiamme. I carabinieri adesso sono al lavoro. L'intimidazione sembra la pista più accreditata. Fino a stamattina non abbiamo avuto richieste di, come si suol dire, il famoso pizzo, racket e quant'altro. Ma non è da escludere che possa esserci un legame con l'attività politica della signora, moglie di uno dei 2 soci, che è consigliera comunale a Pachino. Un possibile smottamento del terreno nell'area della base statunitense di Niscemi riaccende le polemiche sul MUOS, il potente radar che coordina i movimenti dei mezzi militari statunitensi. Secondo gli attivisti del movimento No MUOS potrebbe incidere sull'assetto delle parabole. Gerry Italia. Mentre Niscemi si prova lentamente a tornare alla normalità dopo la frana del 26 gennaio, un nuovo allarme arriva dalla Sughereta che ospita il MUOS, la base militare americana. Alcuni attivisti no MUOS hanno documentato quello che definiscono un movimento franoso sulla scarpata che sostiene l'impianto satellitare all'interno della base di Niscemi. Le immagini diffuse dal coordinamento regionale mostrano uno smottamento sul versante che affaccia sul cancello 3 della base, raggiungibile dal sentiero principale della riserva. Gli attivisti chiedono verifiche tecniche immediate sulla stabilità dell'area, un tema che negli anni è stato al centro di numerose preoccupazioni legate alla presenza delle infrastrutture militari nel cuore della Sughereta. Secondo i no MUOS, eventuali movimenti del terreno potrebbero incidere sull'assetto delle grandi parabole del sistema satellitare. Anche piccole variazioni di inclinazione o puntamento, spiegano, potrebbero orientare le antenne verso aree abitate o verso l'ecosistema della riserva, anziché verso i satelliti. Una questione che torna di stretta attualità anche per il ruolo strategico della base. Il MUOS di Niscemi è infatti uno dei 4 nodi terrestri globali del sistema di telecomunicazioni della Marina statunitense e collega in tempo reale navi, droni, sottomarini e aerei militari impegnati nelle operazioni nel Mediterraneo e in Medio Oriente. Proprio in questi giorni, con l'escalation della guerra con l'Iran, il sistema di comunicazioni militari e di intelligence assume dunque un ruolo cruciale per il coordinamento delle operazioni statunitensi. Al momento non ci sono conferme ufficiali su eventuali criticità nell'area della base, ma la segnalazione degli attivisti riporta al centro del dibattito una struttura che da anni divide il territorio tra sicurezza militare, tutela dell'ambiente e diritto alla salute.
Andiamo a Ragalna, il paese in provincia di Catania che cerca di rialzarsi dopo la forte scossa di terremoto di mercoledì mattina. Arrivata la notizia tanto attesa, il campanile della chiesa Madonna del Carmelo non sarà abbattuto. Tonino De Mano. Si è iniziato a ragionare come mettere in sicurezza il campanile. Mettere in sicurezza, non abbattere? Assolutamente no, la prima fase è proprio mettere in sicurezza perché ci sono danni sulla guglia. Il campanile della chiesa Madonna del Carmelo non sarà abbattuto, lo annuncia con sollievo il sindaco Nino Caruso dopo una serie di riunioni ed incontri tra protezione civile, vigili del fuoco, soprintendenza e tecnici del comune di Ragalna. La notizia alza il morale in un paese che ancora pensa e ripensa alla scossa di terremoto di mercoledì mattina. Nessun morto, nessun ferito, ma tanti danni alle strutture con sopralluoghi che si susseguono e che non si fermano neanche in questo giorno di festa. Così, tra mezzi che vanno e vengono facendo la spola tra il comune, piazza Cisterne e piazza Santa Barbara, luoghi maggiormente colpiti dal sisma, c'è spazio anche per un banchetto per la vendita delle mimose. Oggi si cerca di tornare alla normalità, il banchetto con le mimose, festa della donna, un po' una domenica particolare però per Ragalna. Sì, un po' particolare, si sta riprendendo anche per i danni, ci sono delle famiglie che hanno la casa che non è agibile. Abbiamo passato una settimana piuttosto difficoltosa, ho sentito molte scosse sismiche, però francamente forti come questa sinceramente non ne ricordo nemmeno io. Anche il Palazzo Municipale presenta segni visibili, in queste immagini le crepe nei muri degli uffici. Abbiamo i segni di un evento veramente pesante per la nostra comunità. 2 chiese su 2 chiuse per verifiche strutturali e santa messa in un locale attiguo. In piazza e al bar sembra una domenica come tutte le altre, ma con molti più ponteggi e transenne. Mentre a Messina si completa il risanamento, l'ultima baracca risalente al terremoto del 1908 viene ristrutturata come memoria storica di quel periodo. Francesco Triolo. Rappresenta un pezzo di memoria storica per la città di Messina, l'ultima vera baracca risalente al periodo immediatamente successivo al terremoto del 1908. Si trova nella zona dell'Annunziata, è stata costruita interamente in legno e faceva parte dei baraccamenti realizzati per dare un riparo alle famiglie rimaste senza casa dopo il sisma e ha resistito per oltre 100 anni. Nell'ambito dell'azione di risanamento delle baraccopoli di Messina adesso è stato deciso che quella struttura debba rimanere a futura memoria delle generazioni. A questo mirano i lavori per il restauro conservativo consegnati nei giorni scorsi. Intervento inserito nel piano di risanamento delle baraccopoli coordinato dal commissario Renato Schifani per un importo di oltre 64.000 euro e una durata prevista di circa 3 mesi, punta a recuperare gli elementi originari della costruzione, eliminando le modifiche realizzate negli anni successivi. Un progetto dal grande valore simbolico, ha spiegato il subcommissario al risanamento Santi Trovato, che parla di un intervento importante per restituire alla città una testimonianza della storia e della capacità di rinascere dei messinesi dopo il terremoto. Il sindaco di Catania, Trantino, ha disposto la chiusura in via precauzionale per la giornata di oggi del plesso di via Playa dell'istituto Dusmet Doria per l'incendio divampato la sera del 6 marzo in un capannone abbandonato situato proprio nei pressi dell'edificio scolastico, che ha bruciato anche rifiuti abbandonati. In via precauzionale il personale tecnico di Arpe Sicilia ha installato nelle aree limitrofe un campionatore per il prelievo del particolato presente in aria e determinare se ci sono eventuali diossine per la durata di 24 ore. Calano le rapine in Italia, ma la Sicilia è la regione più colpita, lo dice Fabio Gabriele Urzì, dirigente nazionale della Fabi e responsabile salute e sicurezza Fabi Palermo. Nel 2024, spiega Fabi, il maggior numero di rapine si è verificato in Sicilia con 10 casi, seguita da Lombardia con 9 e dalla Campania con 7. Fra le prime 10 province, dice ancora il dirigente Fabi, Catania è stata la
quella più colpita, con 6 rapine commesse contro le 3 registrate l'anno precedente, mentre Palermo è al 7° posto con 2 colpi. Anche con riferimento all'indice di rischio, il valore più elevato è stato registrato a Catania con 2,8 rapine ogni 100 sportelli. Da notare anche Caltanissetta con 1,7 e Palermo con 0,8. Il valore medio nazionale è invece di 0,3 rapine ogni 100 sportelli. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa, torniamo tra poco con altre notizie. Gli zar della Casa Bianca è il titolo del libro del giornalista e saggista Antonio Di Bella, presentato ad Acireale per la rassegna Il Mese della Cultura. Orazio Longo. Bisogna non fare l'errore che spesso facciamo, anch'io, pensare che l'America è un posto meraviglioso, poi è arrivato un pazzo che è Trump. In realtà Trump ripercorre degli errori fatti più volte da altri presidenti del passato. Antonio Di Bella racconta Gli zar della Casa Bianca, il libro che ricostruisce lucidamente le figure chiave che operano dietro le quinte della presidenza americana. È una inesausta battaglia tra democrazia e autarchia, dice. L'Italia è una posizione delicata perché storicamente è l'alleata più fedele agli Stati Uniti. La mia speranza è che trovi nella sua storia e nella sua posizione geopolitica l'essenza della sua scelta. Da sempre, dai tempi di Moro, l'Italia è riuscita a essere fedele e leale agli Atlantici, ma al tempo stesso anche vicina al Medio Oriente. È la nostra posizione che ce lo impone e dobbiamo continuare così. Ospite ad Acireale per la rassegna Il Mese della Cultura 2026, promossa dall'assessorato alla cultura, al centro Pinella Musmeci della Villa Belvedere, il giornalista e saggista ha dialogato con Paolo Valentino, editorialista del Corriere della Sera. Tra i temi affrontati anche la crisi in Medio Oriente. Abbiamo visto che l'amministrazione americana ha cambiato continuamente la narrazione, nel senso di ha spiegato sempre in modi diversi il perché è intervenuta, ma non c'è un'idea per il dopo, e questo lascia, credo che sia una situazione altamente esplosiva e altamente pericolosa. Al via da Agrigento la festa del mandorlo in fiore, con la sfilata dei gruppi folk internazionali che ha animato il centro cittadino nel segno dell'amicizia e della pace. Davide Sardo. Agrigento si riempie di colori, suoni e tradizioni. Ha preso ufficialmente il via la 78esima edizione della festa del mandorlo in fiore, simbolo di incontro tra i popoli. La prima sfilata ha trasformato il centro cittadino in un grande palcoscenico internazionale. I gruppi folk, arrivati da diversi paesi, insieme alle delegazioni regionali e ai bambini del mondo, hanno animato un corteo festoso partito da Piazza Pirandello e proseguito lungo il centro storico fino alla Via della Vittoria. Costumi tradizionali, danze e musiche popolari hanno subito coinvolto cittadini e visitatori. El folclore maravilloso de nuestro país que recorre todas las zonas, desde el norte de la Guajira hasta el sur, hasta el Amazonas, trayendo este maravilloso legado que nos dejó nuestra maestra, nuestra directora Sonia Osorio. Per noi essere al mandorlo in fiore è un motivo di vanto e di prestigio. Portiamo un messaggio di pace, amore e fratellanza. Un viaggio tra culture e tradizioni diverse, unite dal linguaggio universale del folklore. Già è iniziata ieri, non si era mai visto il primo sabato una città così piena di turisti, di curiosi e soprattutto di agrigentini, e questo è il nostro scopo, ridare alla città un attimo di serenità, un attimo di gioia. Il mandorlo in fiore si conferma così un grande messaggio di amicizia e condivisione tra i popoli nel segno della cultura e della pace. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con una ricca pagina sportiva per vedere i risultati di Palermo, Trapani e Siracusa, e poi il Catania che gioca stasera. A tra poco. Siamo alla pagina sportiva, partiamo dal Palermo. I rosanero hanno vinto 1-0 a Carrara e così si avvicinano alla zona promozione diretta a decidere il match, il solito poi Giampalo. Marco Gullà.
Segna sempre lui e il Palermo centra una vittoria che ha il sapore della svolta. A Carrara i rosanero vincono 1-0 con la rete numero 20 di Poyampalo, bravo a capitalizzare una delle pochissime palle gol del match. 3 punti che permettono ai siciliani di avvicinarsi al Monza, secondo in classifica, adesso distante solo 3 punti. Ma quanta sofferenza per la banda di Inzaghi. Se il calcio fosse come la box, sicuramente ai punti sarebbe finita quantomeno in pareggio, anche perché la carrarese ha collezionato palle gol su palle gol. Ma andiamo per ordine. Inzaghi fa riposare Segre, mette dentro Gomez, al posto dello squalificato Pierozzi c'è Gyasi. L'equilibrio regna nei primi minuti, il Palermo però la sblocca al 18°. Augello recupera un pallone alto, Palumbo di testa serve l'Edo Aron che di prima trova poi Ampalo con una palla molto precisa. Il finlandese davanti alla porta. È una sentenza, è 1-0. La carrarese però reagisce, il Palermo gira a vuoto e soffre le avanzate dei toscani. Così Finotto colpisce clamorosamente il palo dopo un'azione rocambolesca. Augello salva e spazza via. La carrarese attacca, il Palermo si difende come può. Prima del tramonto del primo tempo, altro clamoroso palo dei locali, lo colpisce, questa volta Torregrossa. Inzaghi corre ai ripari, fuori Gomez e Gyasi, dentro Segre e Beresischi. L'atteggiamento dei rosanero cambia leggermente, Segre prova a suonare la carica e lotta su ogni pallone. Zanon e Finotto sono imprecisi sotto porta, Joronen è comunque una sicurezza. Il Palermo la può chiudere con Ceccaroni che prima colpisce di testa sulla schiena di un avversario e poi con la punta del piede costringe Bleve a un miracolo che salva il risultato. Nel finale il Palermo respinge l'arrembaggio della carrarese, alza le braccia al cielo e porta a casa 3 punti fondamentali. E sabato c'è lo scontro diretto a Monza. Fa festa il Crotone che batte il Trapani per 4-1, inesistente in difesa della squadra granata, attesa adesso dal giudizio del Tribunale federale in merito al terzo deferimento. Camarasana. Ennesima sconfitta del Trapani, fa festa il Crotone che vince al Provinciale per 4-1. Difesa granata inesistente, 24 gol subiti, una vittoria e 7 sconfitte nelle ultime 8 partite e il Crotone, sebbene il tecnico Longo abbia fatto ricorso al turnover tenendo in panchina il capocannoniere Gomez, non ha impiegato molto tempo a ribaltare il risultato dopo che il Trapani è andato in vantaggio all'11° con una deviazione di Benedetti su una conclusione di Cereghin. Poi la partita si è incanalata tutta a favore del Crotone che ha ribaltato il risultato pareggiando al 27° con l'ex Antonino Musso, doppietta per lui avendo trasformato un rigore al 9° della ripresa e andando in gol anche con Sandri ed Energe. Il Trapani, sempre più giù in classifica, attende adesso il giudizio del Tribunale federale sul terzo deferimento. Il Siracusa supera anche il Giuliano e continua a credere nella salvezza. Marco Petrolito. Il Siracusa batte il Giuliano con una rimonta piena d'orgoglio e carattere, 2-1 al De Simone per un'altra vittoria pesantissima che permette agli azzurri di chiudere la settimana con 7 punti in 3 partite, salire a quota 24 e lasciare momentaneamente l'ultimo posto in classifica superando il Foggia. Gara che non inizia nel migliore dei modi per la squadra di Turati, al sesto a passare il Giuliano, tiro cross di Balde, Farroni respinge 2 volte anche su Oliveira, ma De Rosa trova lo spiraglio giusto e porta i campani in vantaggio. Al 12° Valente sfiora il pari su punizione colpendo il palo al portiere battuto, ma gli azzurri continuano a spingere e al 26° trovano l'1-1. Arditi approfitta di un retropassaggio impreciso di Broa, anticipa a Greco e deposita in rete da posizione molto defilata. La gara resta intensa, Balde sfiora il nuovo vantaggio ospite al 39°, ma Farroni salva i suoi, si va a riposo sull'1-1. Nella ripresa, al 70° arriva il gol del sorpasso, splendida iniziativa dell'entrato Riccardi che avanza palla al piede sulla 3/4 e lascia partire un sinistro potente e preciso che supera Greco per il 2-1. Giuliano che prova a reagire e che nel recupero manca 2 occasionissime con Ogunsei e tiro al lato d'ottima posizione e poi con D'Agostino che colpisce la parte alta della traversa. Siracusa che sul capovolgimento di fronte sfiora il tris con Contini e che chiude un'altra grande prova tra gli applausi dei quasi 3.000 del De Simone. Azzurri che con questa vittoria pesantissima continuano a tenere accesa la speranza salvezza. Catania in campo questa sera alle 20:30 al Massimino contro la Casertana, difficoltà in attacco per Mimmo Toscano dopo l'infortunio di Rolfini, l'obiettivo è riscattare subito la sconfitta col Benevento. Francesco Triolo. Il Catania prova a rialzarsi dopo il KO di Benevento che ha complicato la corsa alla promozione diretta. Stasera al Massimino arriva la Casertana, avversario ostico e reduce da una vittoria pesante. Per gli etnei l'obiettivo è chiaro: tornare subito alla vittoria davanti al proprio pubblico, difendere il secondo posto e prepararsi al meglio alla fase decisiva della stagione. Perché se il primo posto resta lontano con 10 punti di distacco, è vero, ma Toscano non si arrende.
Io voglio che la squadra continui a crescere, perché in queste 2 gare ho visto una squadra molto cresciuta dal punto di vista della consapevolezza, della mentalità, della personalità, della lucidità anche nel sviluppare quello che sono bravi a fare. Noi vogliamo aggredire ancora il primo posto. Una partita, quella contro la Casertana, soprattutto di testa, dice Toscano, e il Catania sa che da qui alla fine non può più permettersi passi falsi. Affrontiamo la Casertana, una squadra molto ostica per caratteristiche, sta facendo un campionato importante, ha avuto un momento di flessione perché ha avuto tanti infortuni, oggi sta recuperando gran parte dell'organico, è una squadra di ottimo livello. Toscano deve fare i conti con l'infortunio di Alex Rolfini, niente Casertana, stop anche nelle prossime settimane. In attacco lo staff valuta il recupero di alcuni giocatori, Forte potrebbe tornare a disposizione nei prossimi giorni e si avvicina anche il rientro di Ciccerelli, fermo da mesi, ma intanto stasera saranno scelte delicate per Toscano, chiamata a ridisegnare l'attacco senza un vero riferimento offensivo. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, l'informazione torna come sempre alle 14, vi lascio adesso alla rassegna stampa condotta da Luca Ciliberti.